Buongiorno Buona- cari amici, benvenuti anche oggi e questa sera a qualcosa di eccezionale, e cioè il Topolotto di tu. Buonasera, siamo alla diretta delle Sibille. Quindi vi ricordo subito intanto quali sono gli appuntamenti settimanali, così che anche nel corso delle prossime giornate, se non dovessimo riuscire a darvi una risposta oggi, potrete sempre tornare e porre la vostra domanda gratuita. Le dirette sono il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19. Generalmente il martedì alle 21:15 sono da sola nella diretta, mentre il giovedì alle 19 assillo il povero Marietto con la mia presenza. Allora, scherzi a parte. Come porre la domanda? Marietto, glielo spieghi tu? No, scrivi che io sto spammando in giro per il mondo. Va bene, lo spiego io. Mi raccomando, noi ci aspettiamo di trovare domande complete, formulate in modo chiaro su un argomento specifico, quindi non mettete P puntato, gemelli, amore, grazie. Cioè, primo, non è un telegramma, quindi potete tranquillamente scrivere. Secondo, non è una scia energetica valida, quindi proprio salteremmo la domanda. Per farvi capire come è importante la scia energetica, dovete comprendere che durante una diretta, in un tempo che è onnipresente, nel senso adesso siamo in 3, io, te e quell'unico disperato collegato in questo momento, scherzi a parte, ma nel tempo e in tutto il tempo in realtà magari saremo più di 1 migliaio che guarderanno questo video, certo. Quindi le scie energetiche, essendo il qui e ora una questione tutta di questo piano materiale, in realtà nella scia energetica, nel piano energetico da cui noi andiamo a attingere le risposte, è presente tutto il tempo contemporaneamente, abbiamo bisogno di individuare la persona giusta a cui è collegata la domanda. Quindi quantomeno il nome e la data di nascita. La domanda, come dicevo, deve essere formulata su un argomento, quindi se per esempio volete sapere come andrà il vostro lavoro, allora scrivete sto lavorando, ultimamente un periodo un po' così, che sviluppi ci sono, oppure altro esempio sempre legato al lavoro, sto attendendo risposta per una promozione, che speranze ho, che risposta mi daranno, quindi date delle informazioni. Esatto. Se la vostra domanda riguarda una situazione sentimentale, spiegate se siete in coppia o se siete single. Se ci sono figli, Esatto. se lui ha figli. Spiegate se la persona che vi interessa è già magari sposata oppure magari è in fase di separazione. Date delle informazioni, non perché ci dovete dare la risposta voi, ma perché per sveltire l'interpretazione delle sibille abbiamo necessità di capire il contesto. Del resto spesso leggiamo, interpretiamo le stese per persone che non abbiamo mai conosciuto prima. Esatto, Anzi, la cosa ricordo che questo canale e queste dirette sono proprio un modo per conoscerci, per dare a tutti la possibilità di porre una domanda e di ottenere una risposta gratuita, cosa che in privato chiaramente vi chiediamo di ricordare che rispondiamo solo per consulti professionali. 30 minuti, 20 euro. Quindi a questo proposito mi raccomando, se stavo concludendo appunto le informazioni per come porre la domanda, se la domanda riguarda appunto anche un'altra persona, quindi il vostro rapporto con un'altra persona, dovrete mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Quindi mi raccomando, le scie energetiche sono importanti, niente nomi puntati, niente segni zodiacali, perché immaginate quanti P del segno della Vergine ci possono essere. È impossibile andare a cercare un ago in un pagliaio, non ci mettiamo nemmeno. Quindi mi raccomando, è importante. E poi anche perché nella descrizione della domanda, cioè qui più dettagli aggiungete, più è precisa la domanda, più anche la risposta sarà attendibile per voi. Ok, benissimo. Ma se orientassimo leggermente lo schermo, perché sto stirando il collo. Infatti sto diventando una giraffa, finito la live. Ero così, sai quelle persone bassine che guidano dietro un volante? Finito il live cerco di rifilarla a un circo, come giraffa. Va bene, allora... Ma cattivella questa! Vabbè. Non ci faccio caso perché dipende dalla bestia che lo dice. Quindi...
Allora, beh, c'è un commento, C'è un forse commento, qualcuno ha che- usato un saluto, vediamo. Ah, sì, Simona, va bene, bene. Allora, bene. Poi vediamo un po', diciamo un po' come siamo nati, quelle cose lì. certo, Topolotto. intanto Allora, che aspettiamo altre persone che si collegano. spieghiamo anche che dal 4 luglio 2022 il The Guardian e il Diretto Veneziano hanno regalato all'umanità un ebook. Ti ricordi Sì, l'anno scorso? questo diciamo che è l'ultimo nato in termini di ebook gratuiti che Di abbiamo circuiti messo, radionici, sì. esatto, messo a disposizione sul nostro sito. Per quanti non lo conoscessero, www.ilcapitano.altervista.org. È un Che sito. sarebbe questo? Questa è l'home page, se digitate nella barra degli indirizzi www.ilcapitano.altervista.org vi si aprirà questa pagina. Esatto. Le persone che qua e là nel corso del tempo tra Scusate. i curiosoni salute, amore. Tra i curiosoni e tra le persone che in realtà sono magari proprio studiosi Esatto. della materia, sicuramente è già capitato di inciampare in questo sito, perché è uno dei pochi, forse intanto il primo in Sì, il assoluto, primo in assoluto, in a Italia. donare gratuitamente Veramente. circuiti radionici. Di grande spessore, insomma, ne hanno scaricati più o meno 200.000. Adesso questo è uno 200.000 ebook, 200.000 attenzione, ebook. perché 200.000 sembra Quindi, circuiti, no, ogni ebook avrà contiene come una minimo media di 10, 10. minimo ci sono quelli con 26, più o meno il De Gara Benedetto Veneziano hanno donato all'umanità più o meno 3 milioni di circuiti Radionici. operativi, Tra l'altro, cioè nel senso che funzionano. sì, testati, verificati anche tramite feedback delle persone. Esatto, sì, Chiaramente i circuiti radionici lavorano tramite le onde di forma, hanno un vantaggio le onde di forma che è quello di continuativamente lavorare sul testimone, quindi sulle persone per cui viene attivato il circuito. Chiaramente impiega tempo, ma è come il lavoro di una goccia, tic, quindi continua sempre a fare il suo dovere. Però noi non viviamo solo di aria, ma anche di quello. Quindi, esatto, ma anche di quello che sono i nostri servizi professionali. E uno di questi servizi è niente po' di meno che i sigilli. E visto che ultimamente sentiamo che la situazione dall'est diventa piuttosto importante, difficile, il De Gara Benedetto Veneziano tempo fa hanno attivato questi circuiti di Mosè, scusate, questi sigilli di Mosè. Ecco, non è che l'abbiamo attivati noi, abbiamo messo a disposizione anche quest'altro armamentario che è in realtà poco conosciuto, sono sicuramente molto più famosi i loro fratelli minori, i sigilli salomonici. Perché diciamo minori, Marietto? Perché i sigilli salomonici sono arrivati dopo. I sigilli di Mosè sono di una tradizione sempre ermetico-cabalistica, ma di 2-3 mila anni precedente la tradizione salomonica, e il lascito magico del re mago Salomone, quindi i sigilli di Mosè, lo dice già il termine, sono un dono e un lascito di Mosè, erano trasmessi solo oralmente, solo tra le cerchie cabalistiche, quindi misteriche, sì. Non erano a disposizione di tutti. Oggi qualcuno karmicamente viene a conoscere di questi sigilli, probabilmente non tante persone li conosceranno, arriveranno a chi di dovere. Sono comunque sigilli molto importanti, perché a differenza dei salomonici, i sigilli di Mosè si rivolgono a un'intera schiera angelica. Vi ricordo che angeli è un termine molto generico che viene usato in modo generalizzato, ma in realtà si riferisce a una schiera, a un coro in particolare. In realtà ne esistono altri per gli addentrati alla disciplina. Non c'entra niente il Zecchino d'Oro. No, sono altri cori, seppure i cherubini siano noti per le loro attitudini vocali. Esatto, sì, ma cherubini, serafini, troni, virtù, potestà, principati, ce ne sono tantissimi. I canarini no. Sono tantissime. Ma stasera non ne zecco una. Angeli, arcangeli, quindi sono tantissime appunto le schiere, e ciascuna di esse è contattabile tramite questi sigilli. Sono proprio stati generati, creati al fine di chiamare queste schiere, queste intelligenze divine, e di metterle in contatto col possessore del sigillo. A queste intelligenze può essere chiesto di tutto,
entro ovviamente i limiti o i termini di quello che sono le pertinenze, le attività gestite dalla data schiera o coro angelico, perché ogni casata ha le sue responsabilità, i suoi compiti in quello che è l'ordine cosmico. Quindi chiaramente se avete dubbi o se vi interessa qualcosa legato a questa antica tradizione, perché vi porti un po' di protezione, un po' di fortuna, quello che è, contattateci per un consulto professionale, analizzeremo la vostra situazione e sicuramente individueremo quello più appropriato per voi. Poi c'è anche sempre della tradizione ermetico-cabalistica. Abbiamo anche i riti propiziatori. Allora, voi dovete capire una cosa. Quando le persone praticamente si orientano verso di noi, generalmente le hanno provate tutte, cioè noi siamo proprio l'ultima spiaggia, no? Dicono ormai le ho tentate tutte, dall'avvocato, dal dottor, dal prevosto, dal monsignor, insomma le ha provate un po' tutte, no? L'esorcista e arrivano noi che sono un po' spompati, un po', al posto di iniziare a venire da noi quando la stalla metaforicamente è ben chiusa, vengono da noi quando i buoi sono scappati. Allora, un rito operativo teoricamente e in pratica bisognerebbe farlo una volta al mese con la luna alle spalle di vantaggio, cioè nel senso che sia nella posizione più favorevole. Più appropriato per il rito. E se ci sono anche tutte le influenze planetarie a favore, meglio ancora. Purtroppo da noi spesso e volentieri arrivano un po' scoppiettanti, un pochettino... Hanno fretta, vogliono il risultato subito. E non succede così, sono nei film oppure a gente che si attacca al basso astrale, può succedere qualcosa di positivo, tra virgolette, però secondo le loro aspettative. Noi lavoriamo con altri parametri e chiaramente ci vuole più tempo, la cosa funziona, però è chiaramente più lento perché bisogna muovere delle energie alte. E una cosa importante è che l'operatore che muove, perché è la qualità animica dell'operatore che fa muovere queste energie, perché se un asino chiama un'energia alta, l'asino rimane sempre l'asino e un'energia alta non può mettersi in contatto con un asino. Difficilmente riuscirà ad avvicinarsi, non per mancanza di disponibilità da parte dell'intelligenza, quanto piuttosto per la polarizzazione di quello che lui chiama asino, perché quando si entra nel cerchio, se non si è giunti alla perfetta neutralità che proviene solo a seguito o appunto di qualità animiche o di un grande indefesso lavoro sulla propria personalità, un lavoro di rettificazione per riuscire a raggiungere la neutralità, oppure nel cerchio quando si entra si attira esattamente il proprio corrispondente. Quindi se si ha asini bassi è chiaro che chi pensiamo di attirare. Però gli asini, non ci sono asini alti, gli asini sono tutti bassi. L'ho capito, però magari sono asini che pensano di essere alti. Capite? Cioè il concetto è molto semplice, se uno si rivolge a noi pensando che basta una pacca sulle spalle o la parolina ripetuta 10 volte cambia la propria vita, ha sbagliato indirizzo, è meglio che vada al circo, perché noi lavoriamo con certi parametri e certe qualità energetiche e quindi di conseguenza abbiamo certe esigenze, giusto? È anche da dire che il lavoro ermetico-cabalistico richiede 9 mesi di lavoro, perché venga veramente raggiunto lo stato di compimento. Esatto. Quindi avere aspettative precedenti anche solo in 9 mesi di lavoro è irreale per quello che riguarda questa tradizione, perché, come ha detto bene il Marietto, si rivolge alle schiere alte. Le schiere alte hanno livelli di coscienza così distanti dal terreno e dal terrestre che per condensare quello che operano richiedono tempo. Pensate a quanto tempo impiega, per esempio, un Saturno retrogrado a tirar fuori certe vecchie questioni. Vi facciamo un esempio. Qual è un esempio? Questo perché l'esempio è questo, perché appunto crea delle condizioni a ritmi che non sono ovviamente quelli umani, ma che poi secondo le tempistiche umane prima o poi condensano e creano delle circostanze. Quindi era solo un esempio per farvi capire che il rapporto del tempo terrestre non ha una corrispondenza con le schiere planetarie superiori, mentre quando si contattano le intelligenze dall'astrale terrestre in giù è chiaro che sono più rapide, però purtroppo non sono esenti da contraccolpi, quindi noi le evitiamo accuratamente.
Bene, Bene, detto questo, detto direi questo, pensiamo, di rispondere allora, alle dopo domande. il pippone della Hilde e del Marietto, possiamo iniziare a rispondere alle prime domande. Adesso faccio scegliere al mio Allora, topolotto. vediamo intanto chi è rimasto, chi è Allora, sopravvissuto al pippone. Allora, vediamo la Simo. Sì, io risponderei a Simona. Vediamo se c'è. Simona, ci perché sei? Simone ha fatto domanda, Simone 79, questa è la domanda. Vediamo se c'è la nostra Simo, se Simona, no ci sei? batti un colpo, Simo, se no passiamo all'altra domandina. Vediamo un po', Simo, mi sa che non c'è. Allora, Vediamo la Cassia. passiamo a Cassia. Cassia, Vediamo ci se sei? c'è. Cassia, ci sei? Allora, abbiamo chiamato Simona, non c'è. Stiamo chiamando Cassia, non c'è. Ma chi c'è? Io e te, Marietta. Siamo io e te. Beh, fa niente, possiamo chiudere la trasmissione tranquillamente, visto che non c'è nessuno. Ok, cari amici. Simona è Simo, ma presente. rispondi, Meno male. No, perché sennò ti cantavo la canzone di Mina, io e te da soli. Che cosa stai dicendo? Va bene. Ok, adesso Topolotto, vuoi accendere la luce o pensi che... Sì, perché stiamo facendo la diretta al buio praticamente. Al buio. Speriamo che così ora non si spaventi vedendo tutti i dettagli. Bene, dai, facciamo la Sim che è presente. Allora, Simona è presente, ci sono, benissimo, si vede che stava già pronta a rispondere, non arrivava. Infatti, è vero. Ok, allora Simona, 4 agosto del 79, vorrei sapere se avrò una ripresa sulla mia attività o la chiusura. Che attività è, Simo? Ce la farò a pagare tutte le spese, pagare i debiti, grazie. Ecco, spiegaci Simona, che nel frattempo, se ci vuoi dire che attività è, la integriamo nei significati della lettura. Esatto, sì. Guarda, per la nostra Simo vediamo cosa dicono le sibille, perché tra un po' avrò l'avvocato, cioè l'ingegnere. Ma stai aspettando anche una mano, Sì, Simo, tu stai aspettando una mano forte. Potrebbe essere in arrivo appunto una collaborazione, potrebbe essere anche da parte di un uomo, forse un po' più giovane di te, potrebbe essere un fratello, un collega comunque. Insomma, tu stai aspettando la mano e la risposta di qualcuno. Di una collaborazione, sì. Vediamo un po', Vediamo un po' la nostra Simo come va. Dopo non mi picchi perché ti ho detto dello zoo. La giraffa. No, ho paura. No, non c'è. Ho paura di questa trasmissione. L'avevo anche già dimenticato. Bene, un centro estetico. Un centro estetico, bene. Allora, vedo che nel passato c'è già stato qualcosina che è messo a posto e c'è stato diciamo che c'è stato con un paio di alti e bassi, comunque fino ad oggi la situazione ha retto, però è vero che ci sono delle situazioni critiche e che probabilmente c'è penuria anche nel ramo familiare, quindi se anche le persone intorno a te che magari in passato ti hanno sostenuto oggi vengono interpellate, mi sa che da parte loro non c'è più grande disponibilità. Quindi vedo una crisi e in questo momento sei effettivamente in crisi. Esatto, allora, l'idea è che nel prossimo periodo sentirai quasi subentrare una forma di rassegnazione, come se sentissi che tutti gli sforzi non hanno prodotto il risultato sperato. Quindi ti vedo proprio quasi col pensiero di chiudere, a un passo dal fallimento. Il problema è che sicuramente questa cosa è un po' pesante emotivamente, ma ti arriveranno delle risposte, qualcosa che effettivamente ti permetterà di pianificare in modo più accorto, anche grazie all'esperienza precedente, quindi probabilmente molti degli errori fatti non li commetterai più, quindi sicuramente comincia a girare tutta una serie di possibilità. Secondo me la signora l'aiuto di qualcuno, perché vedi qua il viaggio, un cambiamento, l'artista, cioè l'artista non è proprio una carta eccezionale, però diciamo che col tempo che... Ma allora le cose sono due, o la chiusura avviene qua, esatto, quindi abbastanza imminente,
e quindi questo ha il significato di andare a prestare servizio sotto da dipendente, e quindi potrebbe essere una cosa che magari non è che ti faccia fare i salti di gioia, perché magari la proposta lavorativa che ricevi non è entusiasmante, ma sicuramente sempre meglio di niente. Quindi o c'è la chiusura come prossimo passaggio, oppure questo clima che andrei a vivere in realtà poi si risolleva. Quindi ci saranno dei movimenti e probabilmente anche nuove direzioni che potrei aprire. Dovremmo entrare più in dettaglio, vedere più cose, perché così probabilmente da un'unica stesa non è facile. Non è così facile, non è così facile, perché entrano due correnti energetiche differenti e non si riesce a capire se è una ripresa o un cambio. Perché vedi qua gelosia, un uomo che pensa di darti una mano, insomma, e da lontano sembra che arrivi qualcosa, però non conoscendo bene in dettaglio la tua situazione è chiaro che non è facile perché è una cosa delicata. C'è sicuramente un cambiamento in atto, che avverrà. Però non è negativo questo cambiamento. No, il negativo non c'è, è un cambiamento che però ti causerà un pochettino esatto. Sì, un pochettino così di incertezza. Vediamo un po' la nostra Jenny. Allora, intanto chiediamo a Jenny se c'è. Che è poi Emanuela. Allora, Emanuela, prima di tutto, se ci sei, batti un colpo, di sì, io Emanuela ci sono. Vediamo un po' se c'è. Infatti. Un po'. No, mi sembra che non c'è. Ma sai che mi sa che questa sera un pochettino la linea un po', la linea un po' a rilento. Cioè, hai visto che c'è? E finalmente c'è. Bene, allora Jenny, in realtà Emanuela, 21 dicembre 83, vorrei sapere se ci saranno sviluppi in campo professionale nei prossimi mesi. Allora, grazie e abbraccio. Allora, senti Jenny, lavori, sei disoccupata, scusa, Emanuela 83, lavori, sei disoccupata, sei indipendente, partita IVA, insomma, raccontaci un po' di te, per il semplice fatto che così riusciamo a agganciare le scene energetiche. Esatto. Se questi sviluppi professionali li consideri... non so, magari ti stai laureando, non so, io... Ma io penso di aver forse capito quale Emanuela sia, però ti chiedo se effettivamente gli sviluppi li intendi per il lavoro che già stai facendo o se speri in qualche altra situazione. Ok, lavori. Ok, io adesso purtroppo ho un consulto, devo andare. Mi raccomando, trattali bene. Li tratto bene, penso io. Sono con me. Allora mi posso fidare. Scusa, Achille, chiamala Achille perché non posso... Achille, spostati, dai, per favore. Dai, su, bravo. Achille, dai, ormai ci conosci, vai là. No? Dai, vai là, su. Là, Achille. Te che c'è la Jenny che vuole sapere la risposta, non si può spostare. È il cane vecchiotto, poverino. Allora, vabbè, forse facevo prima a spostarmi io. Allora, nello zainetto, mi sa. Allora, Jenny. Sì, l'avevo capito, Emanuela, che eri quella Emanuela, va bene. Dipendente aziendale a tempo determinato, ok, perfetto. Quindi vediamo che sviluppi ci sono per te, ti rispondo io. Allora, incerti, perché la carta dei deliranti sembra comunque dare l'indicazione di cose che vengono dette, forse un po' rimangiate, cambiate nei termini, quindi c'è un po' di incertezza proprio perché non c'è nulla di ufficiale ancora. Però l'artista inquadra una professione che può essere anche di tipo proprio impiegatizia. Quindi cerchiamo di vedere meglio, di consulente, mettiamo così, vediamo un po'. Anche un colloquio. Allora, dunque Emanuela, diciamo che nella linea del passato si vede l'accordo, si vede il contratto, quindi una condizione lavorativa che bene o male lascia intendere anche
la possibilità di sviluppi, perché la carta della Gran Consolazione spesso guarda a quello che aspiriamo di realizzare, quello che sogniamo, quello che vogliamo e desideriamo ottenere. Quindi c'è in questo un'apertura nel tuo passato. È chiaro che anche nella carta della conversazione, costanza, lettera, ecco, la stesa apre molto bene, anche con quello che riguarda proprio l'entourage lavorativo, e come ti sei inserita positivamente lì. Ora nel presente c'è, quindi io non so quanto dura questo contratto che hai sottoscritto. Nel presente c'è un momento un po' forte. Può essere effettivamente un qualche tipo di problema che magari sta attraversando proprio l'azienda. La carta della casa, chiaramente per le questioni lavorative, è un riferimento al luogo, no? All'ambiente dove lavoriamo. Comunque c'è un momento un po' particolare dove tutto si blocca, quindi è possibile che la situazione proprio nell'ambito lavorativo, lì dove presti servizio, sia un po' difficoltosa in questo momento e quindi c'è un'aspettativa che è da capire se questo significa che se il contratto è in scadenza magari non viene riaperto subito. Qui vedi, sarebbe importante l'aggiunta di qualche dettaglio da parte tua. Quindi se sta concludendosi il termine, essendo un contratto a tempo determinato, probabilmente nell'immediato c'è qualche intoppo, qualche piccolo problema. Se in realtà non dovesse essere in scadenza il contratto, potrebbe essere un momento particolare che attraversa proprio l'azienda, come dicevamo prima. Quindi c'è un'attesa che può protrarsi. Ok, fino a luglio. Quindi ci sarà poi un'attesa, ma questa attesa ti ripagherà sicuramente con qualcosa di positivo, che sicuramente, che, come ti dicevo, avendo lavorato bene, porterà frutto. Però potrebbe anche trattarsi di un'alternativa alla situazione attuale. Quindi magari la proposta che ricevi a partire da luglio con tante attese potrebbe essere un'alternativa al posto dove già stai. Comunque, intendo sempre all'interno della stessa azienda, l'alternativa magari di ruolo, qualche altra situazione. Sai, la chiusura, leggerezza, malinconia, omaggio di preziosi, parla di qualche circostanza all'estero. Io ora non so se l'azienda per cui collabori è oltre confine o se è in un'altra regione, in un'altra provincia, se c'è una particolare distanza, ma potrebbe, o se hanno magari una sede altrove, perché sembra che ci sia un pochettino un pensiero proprio legato a questo, a questa mobilità, a questo cambiamento. Però in questa situazione c'è una buona opportunità per te, è qualcosa di valido, di buono comunque. Bene, quindi secondo me è possibile che se loro non dovessero risponderti per tempo o se non ci fosse una riconferma a luglio, ti organizzerai con l'estero. Io l'estero lo vedo, Manuela. E poi l'esito. Artista, nemica, amante, dispiacere. È un esito un po' altalenante, perché potrebbe anche parlare di un colloquio o anche addirittura la necessità di completare o di compensare qualche studio con qualche corso di approfondimento, con tutto il suo grado e ordine di difficoltà, perché comunque potrebbe essere un po' impegnativo eventualmente. Potrebbe anche indicare che il colloquio, perché la carta dell'artista spesso riguarda proprio riprendere i libri in mano, fare corsi di aggiornamento, concorsi, quindi colloqui, quindi se dovesse trattarsi di un colloquio con qualcuno titolato a esaminarti bene, questo soggetto potrebbe non essere né all'altezza delle aspettative e nemmeno proporti qualcosa di effettivamente valido. Quindi
c'è un qualcosa che è buono ma non buonissimo, però io li vedo gli sviluppi. In ogni caso, con le attese, con qualcosa che magari prenderà un po' di tempo in più rispetto alle aspettative, ci sono dei risvolti. Bene, allora, vediamo un po' di rispondere a un'altra domanda. Allora, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. Grazie Emanuela, un bacione grande. Allora, vediamo un po'. Sì, c'è Cetti che si chiama Sandra. Vediamo un po', Sandra, ci sei? Io chiedo sempre di restare presenti, restare collegati e di scrivere subito se siete appunto online nel momento in cui venite chiamati, perché eventualmente se non doveste esserci vado oltre, passo alla domanda successiva. Quindi Cetti, o meglio Sandra, se ci sei scrivi subito perché ti rispondo. Eccola qua, benissimo Sandra, perfetto, dice sì, eccomi. Allora, buonasera Hilde Sandra, 2 marzo del 71. Se riuscirò quest'anno a cambiare città o paese, se mi arrivano opportunità, grazie di cuore. Ok, vediamo entro l'anno. Ah, che bella crescita argentata. Sotto questo faro si vede di più. Allora, vediamo un pochino. 2 marzo 71. Sandra, vediamo un po' se c'è un trasferimento nell'arco dell'anno o entro l'anno per Sandra. Allora, diciamo che il taglio parla di afflizioni, di momenti di tristezza, di abbattimento, e forse questa preoccupazione, questo momento di scoraggiamento può essere legato a una persona giovane. Potrebbe essere una figlia, potrebbe essere qualche situazione, insomma, che in qualche modo ti causa un pochettino di demoralizzazione. Vediamo un po', però. Ma allora, sai, il trasferimento si vede, alla fine in chiusura c'è. Il trasferimento c'è, ma vediamo nel frattempo, perché ci arriviamo per gradi. Sai, allora, la linea del passato esordisce parlando di un'occasione, parlando anche di una situazione che prometteva bene o male un inizio, anche se è un inizio che sembra comunque un ritorno. Io non so che cosa nell'esattezza stiano raccontando, ma il progetto potrebbe essere proprio quello di riavvicinarti magari a qualcuno. E sembra anche che tutta una serie di situazioni si stessero incasellando nel modo migliore, quindi quasi quasi le idee sono chiare, almeno fino ad ora. Ma casa, domestico, lettera, vedovo. Questo può già cominciare a dare una qualche indicazione che nel momento attuale, al presente, quindi questo periodo, probabilmente una risposta che aspetti da parte di un ragazzo, di un uomo più giovane, legato a una casa, a una sistemazione, quale che sia quello che intendono dire le sibille, e sicuramente in qualche modo ecco, possa adattarsi alla tua esperienza, quindi sicuramente per te ha un senso. Forse potrebbe essere anche proprio un luogo dove dovresti recarti o da cui attendi delle risposte, ma comunque la risposta che ricevi in questo momento non è positiva, quindi magari anche questa risposta ti scoraggia un po'. Però cosa si vede nel prossimo periodo?
continuerai a impegnarti, a darti da fare con tutte le difficoltà che possono venire, con forse i controlli, certe verifiche che dovrai effettuare, e qui cominciano a vedersi degli spiragli. Quindi probabilmente con qualche difficoltà si creerà un'apertura. Solo che, vedi, deliranti, ladro, viaggio, cosa dice? Che fino all'ultimo non avrai nessuna certezza sulla partenza e avverrà quasi, non dico di nascosto, non è che vai a fare l'immigrata clandestina, però insomma poco ci manca, sono carte che io interpreterei proprio così, l'immigrata clandestina, quindi bisogna vedere se effettivamente non arriverai magari sul posto e ti mancheranno un po' tutte le carte in regola, però il trasferimento c'è, il viaggio c'è. E poi anche una volta là, le cose andranno benone. Effettivamente forse dovrai osare un po' di partire senza nessuna sicurezza. Ehm, effettivamente sì, magari come dici tu potrebbe essere anche questo, ma in ogni caso artista, costanza, gran signore, gran consolazione ci dice anche come probabilmente parlando con un consulente, facendoti consigliare, informandoti sulle possibilità che ci sono, eccetera, andrà poi tutto bene. Questa persona si prenderà cura di te, ti darà le informazioni giuste e anche tutto quello che occorre per realizzare. Quindi diciamo che le cose sono due: o partirai di nascosto un po' all'improvviso, quindi l'immigrata clandestina era per ridere, nel senso che si capisce che viene fatto un po' tutto, vedi, deliranti ladro, senza nessuna garanzia né sicurezza, un po' così, un po', non dico all'improvviso, ma ecco, senza grandi manifesti, ok? E poi comunque una volta sul posto le cose andranno molto bene. Quindi è più probabile che tu parta senza tante... Ah, ecco, tu parlavi del domestico, sì, tuo figlio, esatto, sì, lui probabilmente non ha preso benissimo questa notizia. Però, insomma, nonostante tutto, io penso che la cosa si farà. Benissimo. Allora, carissimi, io per questa sera sono andata anche oltre il tempo che generalmente dedichiamo alla diretta, l'ho fatto con piacere perché il mio pippone all'inizio ormai lo conoscono tutti, meno male sanno tutti a cosa vanno incontro quando cominciamo la diretta, ma vi ricordo che sarò ancora presente di nuovo martedì alle 21:15 e poi di nuovo col Marietto giovedì alle 19. Quindi state sintonizzati, gli appuntamenti ormai li conoscete, se desiderate potete fare sempre un consulto professionale, i nostri numeri sono sui nostri canali, quindi ci troverete facilmente. Cetti, non preoccuparci, c'è Sandra, non preoccuparti, perché se la questione della salute è quella che ti confonde maggiormente, comunque nell'esito andrà tutto bene, va bene? Bene, grazie di cuore a tutti, vi aspetto in privato se vi va, mi farà molto piacere insomma passare del tempo insieme. Vi ricordo 20 euro 30 minuti, 30-35 minuti, ecco, non sto lì col cronometro, ma se desiderate intanto una domanda gratuita, allora i nostri appuntamenti, ricordo, martedì 21:15 e giovedì alle 19. Grazie di tutto e per questa sera è tutto. Alla prossima. Ciao.